Benvenuti nel nostro Face to Face, ovvero il faccia a faccia con i protagonisti del calcio dilettantistico siciliano. Vado subito a presentare con una scheda informativa il nostro ospite di oggi. In campo era imprevedibile, un vero trascinatore. Il suo sorriso contagia e lo rende simpatico e disponibile a tutti. Con noi Giampiero Clemente. Ciao Giampiero. Salve, buongiorno. Ben trovato. Grazie. Allora, diciamolo pure Giampiero, dobbiamo cercare di scoprire tutti i lati di una figura importante del calcio siciliano che non parli solo di calcio, quindi vedremo di capire quali sono anche un po' le tue caratteristiche. Sei pronto? Assolutamente sì. 7 domande per 7 risposte. Ok. La prima. Cosa vuol dire oggi essere bandiera di una squadra, di una società? Ma soprattutto, secondo te, esistono ancora le bandiere nel calcio? Allora, essere bandiera di una società vuol dire innanzitutto rispettare quella città, saperla portare in giro con rispetto, con onore, con passione, e credo che oggi questo si stia perdendo perché È troppo impegnativo forse? è troppo impegnativo, e oggi diciamo che si tenta di puntare più al risultato finale, che è il contratto migliore. Io ho avuto la fortuna di essere nella mia carriera bandiere di diverse società e di questo me ne vanto. Certo. Magari non ho calcato categorie Ma erano importanti. altri tempi forse? Sicuramente È sì. possibile dire questa cosa? Sicuramente sì, però se ce l'hai nel sangue, ce l'hai nel sangue. Io porto con me ogni emozione vissuta nelle città dove ho avuto la fortuna di giocare. Poi ci sono quelle che sicuramente hanno preso più tempo della mia vita, come Benevento, dove ho giocato 5 anni, Vittoria, Perugia, dove, ripeto, è stata anche forse la parte della mia carriera più importante, perché dove c'è stata la maturazione, sono diventato capitano, quindi sicuramente poi ricordi sempre con maggior affetto i posti dove sei stato bene. Chiaro. Per forza Insomma, di quei cose. ricordi fanno parte talmente della tua vita che non ti abbandonano mai. Ma alla fine. è la cosa bella e brutta allo stesso tempo, che azzerano il tempo. Addirittura, Perché io penso a Benevento come se fosse ieri e sono passati 15 anni. ci hai fatto 5 anni però. Assolutamente, intensi e stessa cosa per importanti. Perugia e per Vittoria, dove addirittura ci ho giocato 22 anni fa. Quanto è stato difficile passare dal campo alla scrivania? Era più facile dribblare un avversario oppure dribblare un presidente? Assolutamente è più facile dribblare un avversario che un presidente. Diciamo che io sono stato fortunato perché nel mio primo anno da direttore ho fatto tutti e due i ruoli, facevo il calciatore Sì. e il direttore, e non è stato per niente facile, perché vi garantisco che ho fatto il calciatore. Non puoi essere in campo e allo stesso tempo essere fuori. Condivido. Negli anni successivi, che questo è il mio terzo, stiamo cercando di crescere, però sicuramente è tutta un'altra storia. tutta Quando un'altra sei in storia. campo sai che dipendi da te. Mentre invece fuori dal campo i confronti diventano obbligatori, tra virgolette, con i dirigenti, in questo caso con il presidente, no? Sì, ma a parte il discorso dei confronti o quant'altro, quando vai in campo sai che il risultato dipende anche da te. Da quello che avevi costruito, che hai Esatto, costruito. quando sei direttore sportivo devi essere bravo a gestire le emozioni che sono prodotte dal tuo operato, cioè dai tuoi calciatori. Ti inorgoglisce portare in alto i colori della tua città? In che misura? Ma io sono malato di Palermo e della mia città, io non avrei mai potuto pensare di vivere da un'altra parte. Io nel 2016, dal 2014 al 2016, sono stato responsabile del settore giovanile del Benevento. Sì. Avevo iniziato questa mia collaborazione e si proiettava anche la possibilità di stare vicino alla prima squadra, ma io e mia moglie avevamo un solo obiettivo: io voglio stare a Palermo. Palermo è casa mia, con tutti i difetti, con tutti i pregi. Io voglio stare qui e voglio creare qualcosa qui. Beh, in questo caso pronto ad un sacrificio, no? Rinunciare ad una posizione importante in una società importante come è il Benevento per riassaporare un po' i tuoi sapori, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. A volte, parlando con mia moglie, dicevo: chissà come sarà stare a casa un 18 di ottobre, un giovedì, Sì. perché sono giornate che io non ho mai vissuto. Chiaro. Io stavo 7 giorni a dicembre e 15 giorni in estate, Chiaro, quindi chiaro. avevo una voglia matta. I miei figli sono nati a Palermo e vogliono stare qua. Beh, d'altra parte è una città talmente bella che non si può Assolutamente. rinunciare facilmente. Senti, la scelta di passare da calciatore a dirigente, anziché
ad allenatore, com'è nata? Cioè, come mai non hai fatto l'allenatore? Perché molti giocatori tendono comunque a diventare allenatori anziché pensare di mettersi dietro una scrivania e diventare dirigenti. Io credo di essere più portato a fare il direttore, o essere nel quadro dirigenziale. È stata una scelta immediata allora? Sì, sì, ho preso anche il UEFA B, quindi Sì. come allenatore, però mi sono reso conto che non ce l'hai dentro, molto probabilmente avresti anche fatto bene, però io credo che uno deve seguire la propria passione. A me piace guardare le partite, mi piace trattare con i giocatori, mi piace confrontarmi con la società e preferisco... Ma questa cosa la pensavi anche da calciatore, che poi alla fine era quello che volevi fare? Assolutamente sì, quando io ho iniziato dai 28 anni ai 36 ho fatto sempre il capitano. Sì. Già in quegli 8 anni io mi vedevo direttore, non mi vedevo... Studiavi mentalmente da dirigente? Guardavo i miei direttori come si muovevano e cercavo di rubacchiare da loro un po' di mestiere, però è una cosa che mi è sempre piaciuta, anche quando poi ho iniziato a Benevento come responsabile del settore giovanile, vedevo che era una cosa che mi piaceva, coordinare, confrontarmi con gli allenatori. Bene. Tanto. Ma chi è poi alla fine veramente Giampiero Clemente, fuori dall'universo del calcio? Famiglia, TV, cinema, cucina? Cioè, quali sono le cose che ti interessano al di là del fattore calcio? Ma su tutti la mia famiglia, Certo. Noi siamo una famiglia, a prescindere dalla mia famiglia, per mia famiglia non intendo mia moglie e i miei figli, intendo mio padre, mia madre, Certo. mia sorella, siamo molto uniti, io ho un fratello, 2 sorelle, facciamo tutto assieme, i nipoti, Addirittura. non esiste un Natale non passato assieme, non esiste un Capodanno non passato assieme, quindi Famiglia tradizionale noi allora, siamo, sì, siciliana siamo tradizionale. legati alle tradizioni. Diciamo che sono un pantofolaio, nel senso al di fuori del calcio, abbiamo un'attività con mio fratello, abbiamo un negozio d'abbigliamento Ah, bene. e al di fuori da questo esiste soltanto la casa, cercare di passare più tempo possibile con la famiglia. Appassionato di TV o di cinema? Perché poi TV. gli atleti soprattutto... Diciamo che mi piacciono tutte e due, però praticamente preferisco stare a casa e guardare magari un film con la mia famiglia, con la speranza di non addormentarmi, perché l'età La giornata incombe. poi è piena, no? Immagino, sotto questo punto di Come vista. persona credo di essere rimasto quello che ero. Io sono nato in un quartiere, io sono nato a Firenze, c'è Sì, è c'è da vero, fare. infatti Io sono nato a ho Firenze, letto. ma sono arrivato a Palermo che avevo 7 anni, quindi insomma, non ho sei nessun ricordo. palermitano a tutti Sono gli nato in un effetti. quartiere molto popolare che è Brancaccio, e quindi adesso Romagnolo, e quindi sono legato alle tradizioni, non sono mai cambiato. Ma io lo vedo dai tuoi occhi che quando parli di Palermo, No, insomma, si illumina. Ma io ovunque sono stato, io quando giocavo a Benevento non mi frequentavo con i magistrati, mi frequentavo con la gente da strada, Addirittura. perché per me Il popolo è fondamentale esatto. per te. No, io credo che tu non debba dare il valore alle persone per quello che hanno, tu devi dare il valore alle persone per quello che sono, quindi io non cerco di uscire con i ricchi o non cerco di frequentarmi col salotto, io mi frequento con chi sto bene. Bene. E se un panettiere mi porta al rispetto e io sono affezionato a lui, La che ben gioia venga. delle cose semplici. E questo l'ho sempre fatto anche quando ero il capitano di piazze importanti. È vero. Allora, nella solita scatola dei ricordi c'è sempre qualcosa che porti con tanto amore ovunque tu vada. Nella tua scatola qual è l'oggetto o il pensiero che porterai per sempre, anche quando magari un giorno, chissà, ti trasferirai in un'altra città? Parliamo di oggetto o un ricordo inerente al calcio? Io punterei sull'oggetto, perché è una cosa materiale, certe volte spesso e volentieri è bella anche ritoccarla. Io ho un quadro che mi è stato, un dipinto che mi è stato regalato dai tifosi del Benevento, che conservo gelosamente a casa, dove c'era una mia fotografia un po' stilizzata sotto la curva del Sì. Benevento, ma la frase che mi dedicarono è una frase che mi ha toccato tantissimo. Faceva così, il Benevento è il giallo-rosso, Sì. e mi dicevano il giallo e il rosso sono nella nostra vita di più, qualcosa in più di 2 semplici colori, e tu con quella maglia addosso sei qualcosa di più di un semplice capitano. Vabbè, questo è uno slogan No, strappalacrime che no, lo fa so, ma impazzire. io mi emoziono perché Certo. quel quadro per me Quella è la cosa che ti racchiude i porteresti 5 ovunque, Assolutamente ovunque sì. tu vada. Assolutamente sì. Bene, noi ti auguriamo tanta fortuna, tanti successi, perché te lo meriti. Dico sempre che il sorriso aiuta anche nella costruzione del proprio percorso. Tu hai un bel sorriso Ti che ringrazio. coinvolge
ed è un sorriso da ottimista, perché sei una persona ottimista. Assolutamente sì. E vivi anche di queste emozioni. Per forza. Grazie Clemente. Grazie mille per l'invito. A Giampiero Clemente, il nostro ospite in questa puntata del Faccia a Faccia, del nostro Face to Face. Appuntamento al prossimo.